ci puoi spiegare innanzitutto cosa significa questo titolo? Ma innanzitutto l'immagine della lucertola è un'immagine che mi è molto familiare, perché mi ha sempre incuriosito il perché una lucertola fa un guizzo, produce un guizzo. E se noi ci proviamo anche in questi giorni d'estate, magari a stuzzicare qualche lucertola, noi vediamo che il massimo che riusciamo ad ottenere è che questa lucertola si sposti, si nasconda, scappi via da noi. Ma in realtà la lucertola fa un guizzo non quando tu la stuzzichi, non quando tu la costringi, ma quando di fronte a sé passa un insetto che accende dentro di lei una forza micidiale che la porta a scattare verso questo insetto. Ora, questa immagine qua, io che sono appassionato un po' della realtà giovanile, del mondo giovanile, l'ho spostata dentro al mondo dei ragazzi, no? E mi sono detto, forse i ragazzi sono un po', no, come le lucertole, perché tante volte fanno le cose perché sono costretti, come vanno a scuola, vanno in chiesa, fanno tutto perché c'è qualcuno che dice loro di fare qualcosa, però ci sono anche delle occasioni nelle quali i ragazzi si innamorano, i ragazzi provano un brivido dentro di loro che li porta a diventare protagonisti di qualcosa di bello quando trovano un messaggio, un educatore, un qualcosa che riesca ad accendere dentro di loro la passione per fare come le lucertole questo salto. Ecco allora che sì, c'è l'immagine della lucertola, ma dietro la lucertola c'è l'immagine di tutto questo mondo giovanile che è il mondo dei ragazzi delle strade, delle piazze, delle carceri, di quei ragazzi che a scuola ci vanno perché ci devono andare, come il protagonista di questo romanzo, che a messa, che la chiesa la frequentano fin nel sagrato, ma non ci entrano mai dentro a questa chiesa, e che come dice il titolo, no, se ci fosse una classe immaginaria, no, dove è ambientato questo romanzo, siederebbero nella penultima fila a destra. Ecco il perché la penultima lucertola a destra, ovvero sia in quella posizione tra virgolette di comodo nella quale uno ci va a scuola ma in realtà con la testa è altrove, con i pensieri famiglia e altre cose, fino a che un giorno, come il protagonista di questo romanzo, non passa un qualcosa dentro di sé, in questo caso era un tema sul Giro d'Italia, che accende dentro di lui una sete di riscatto e lo fa diventare protagonista. Ecco allora che forse il sottotitolo spiega ancora meglio, no, il titolo, dove si dice la sconfitta è l'arma segreta dei vincitori, e questo è un debito di riconoscenza che io ho nei confronti dello sport, dove tante volte lo sport ti insegna che la vera vittoria, la grande vittoria, quella che sancisce una carriera, non arriva mai al primo colpo, pochissime volte. Il più delle volte arriva dopo tutte quelle volte che tu non sei morto, tra virgolette, sotto le sconfitte, ma hai sempre saputo capitalizzare e ritrovare la forza per diventare protagonista. Ecco allora che è un romanzo che parla di questi ragazzi che per la gente, tra virgolette, sono dei falliti, ma che in realtà sono come delle lucertole che il giorno in cui si appassionano di qualcosa diventano protagonisti della vita di questo paese. Ecco, parliamo anche di te, ora adesso abbiamo avuto una bella panoramica, no, insomma, su questo libro. E quindi tu come sacerdote, adesso mi hai appena detto la prossima esperienza a carcere di Padova, e romanziere, il tuo impegno nello sport, nei giovani, insomma, da dove viene tutta questa energia e dove poi scegli anche di convogliarla, insomma. Ma diciamo che ad un certo punto della mia vita mi sono trovato con tanti talenti dentro di me, e ho visto che scrivere questo romanzo in realtà è stato un po' come confessarmi, no? Perché senza volerlo dentro questo romanzo c'è nascosto il mio sogno di chiesa, il mio sogno di società, il mio sogno di politica e anche il mio sogno di sport. Ecco allora che tutte queste dimensioni qua che noi le potremmo tenere unite, legate dal tema dell'educazione, l'educazione dei giovani, non so dove mi portino, so dove mi piacerebbe che mi portassero, ovvero sia mi piacerebbe che mi portassero ad agganciare tutte quelle anime giovani che sono ferite, che sono triste, che sono annoiate, per dimostrare loro che dentro c'è una potenzialità enorme, basta a volte creare le circostanze che li possono far diventare protagonisti. Ecco allora che per esempio la dimensione dello sport, che qui dentro è diciamo così la goccia che ha fatto traboccare, che ha fatto partire tutto il romanzo, per me è uno degli alfabeti con i quali ancora oggi si riesce ad agganciare questi ragazzi qua, e soprattutto la pratica sportiva aiuta anche un ragazzo a formare quel carattere che un domani, sia nello sport come nella vita, lo può far diventare un grandissimo campione, oppure anche a riuscire ad esprimere tutto quello che porta dentro.